Nuovo appuntamento con il programma Protagonisti. Il nostro ospite oggi è Ivano Argiolas, presidente dell'associazione Talassazione. Buonasera. Buonasera. Cosa fate? In quale campo opera l'associazione Talassazione? L'associazione opera nel campo della talassemia ed è un'associazione fatta da persone talassemiche, persone che hanno la talassemia. Ci siamo organizzati prima in un comitato costituente a luglio-agosto del 2011 e abbiamo preso coscienza del fatto che potevamo fare, come dire, potevamo organizzarci e quindi fare qualcosa di strutturale, no? Attorno alla nostra patologia e combinare qualcosa di buono. E così a fine 2011 abbiamo registrato la nostra associazione nelle opportune sedi e finalmente a gennaio del 2012 abbiamo rivelato, diciamo, a tutti quanti che in Sardegna c'era una nuova associazione che operava per l'interesse dei talassemici. Ecco, vi siete poi sviluppati. Adesso quanti siete? Quante sedi avete? Talassazione... Da Cagliari vi siete un po' sì. sviluppati anche in altre zone della Sardegna. E così Talassazione nasce a Cagliari. Già da subito ci siamo interessati di operare oltre che a Cagliari anche ad Iglesias, perché alcune persone che hanno fatto parte del comitato costituente e oggi sono nel direttivo di Talassazione afferiscono all'ospedale di Iglesias, quindi conoscono molto bene quella realtà. E basta, noi iniziavamo così, eravamo veramente 4 amici al bar, poi piano piano, un po' grazie all'esposizione che ne è derivata da questa nuova associazione. Avete fatto molte iniziative nel corso di questi sì. mesi, anche all'esterno, per portare all'esterno messaggi insomma, legati a questa patologia. Credo che sia stata la nostra formula vincente, quella di uscire dagli ospedali, per esempio dall'ospedale microcitemico di Cagliari, e andare nelle scuole, andare nelle piazze, nei parchi, nelle aziende, raccontare alle persone che cos'è la talassemia, come si vive da talassemici. Ma si può parlare in modo diverso della talassemia? Si deve parlare in modo diverso. In che modo? In modo spontaneo, naturale, raccontando alle persone di cosa ha bisogno una persona talassemica, che cosa fa una persona talassemica, perché le persone non lo sanno, è colpa nostra, io aggiungo, perché forse noi già da prima dovevamo raccontare, come dire, al mondo esterno, alla collettività, alla società civile che cos'era la talassemia, partendo dalle scuole. Si può lanciare anche un messaggio di normalità a proposito della talassemia, si può parlare normalmente di questa malattia che in Sardegna purtroppo ha un peso non indifferente. Vedi Massimiliano, ancora oggi ci sono come dire, delle sacche nelle quali è perfino per noi è difficile penetrare, sacche fatte da persone con talassemia che si ritengono ancora, per esempio, talassemici, prima che persone con talassemia. E questo è sbagliato? Io credo di sì, io nutro il massimo rispetto nei loro confronti, sono persone che non vogliono parlare della loro patologia. Però devo dire anche che la cosa mi dispiace perché io e anche altri amici stiamo dedicando veramente praticamente tutta la vita a questa che noi consideriamo davvero una missione, ovvero quella di occuparci di noi stessi. È anche Quindi, una battaglia culturale, oltre che una battaglia sì, per migliorare la sapere, situazione generale di chi è affetto da talassemia. si parte da qui, io credo. Partendo dalla consapevolezza di avere una patologia e non di essere quella patologia, semplicemente di averla, io credo che si possa viverla meglio, arrivando persino a curarsi meglio, perché nel frattempo ti sta interessando anche di quella che è la vita al di fuori dell'ospedale. Quindi studiando, impegnandosi per crearsi un futuro, impegnandosi nel mondo del lavoro, creare una famiglia. Oggi abbiamo talassemici che sono dei genitori, talassemici che fanno figli, magari che fanno anche figli sani, anzi
Devo Che dire vanno in che moto, che fanno una vita normale, scrivono libri, scrivono sui giornali. sì, abbiamo esempi Sì, sì. di persone con talassemia che fanno questo. C'è uno scrittore di fama nazionale, che è un nostro caro amico, Flavio che Sorichi, è lo Flavio ricordiamo. Soriga. C'è un giornalista che si chiama Alberto Urgu, c'è chi va in moto, io mi limito ad andare in moto. Mi chiamo Ivan Argiolas prima di essere un talassemico. Queste sono le cose. Ma abbiamo Mariella Ruggeri che ha fatto 2 bambine bellissime che oggi hanno 12 anni. Abbiamo Marco Mameli che ha fatto il carrozziere che adesso invece si dedica completamente a talassazione. Abbiamo Marco Zedda che fa l'assessore a San Nicolò d'Arcidano. E poi tra l'altro assessore allo sport, lui si interessa di giovani. Quindi i talassemici possono fare qualcosa anche per gli altri, oltre che per se stessi. Ecco, prima si pensava, insomma, che con la talassemia era difficile poi andare avanti poi nella vita, c'era questo pensiero, questa cappa un po' di... Invece adesso si vive a lungo, molto a lungo e si vive anche bene, Siamo passati con le cure opportune, chiaramente naturalmente. seguendo, ecco, questo poi ne parleremo Ne anche di parleremo, questo. naturalmente è indispensabile questo, perché siamo passati dalla prognosi chiusa alla prognosi aperta. Cosa vuol dire? Che prima effettivamente di talassemia si moriva e si viveva male, la qualità di vita era veramente pessima. Sto parlando degli anni 40, 50, credo anche negli anni 60 non c'era questa grande conoscenza della malattia. La vera svolta è stata, credo, dagli anni 70 in poi, perché poi sono arrivati i farmaci chelanti, che sono quelli che servono per liberare l'organismo del troppo ferro accumulato, perché facendo tante trasfusioni c'è da dire che si accumula tanto ferro. Il ferro in eccesso, soprattutto depositato nel fegato, insomma, negli organi nobili, cuore, fegato, allora davano origine per esempio a scompensi cardiaci e perfino portavano alla morte. Quindi è vero, prima eravamo in prognosi chiusa e chi nasceva talassemico diciamo aveva praticamente la scadenza, è così che si diceva. Ma poi sono come dire, le maggiori conoscenze in campo medico, quindi con i nuovi farmaci, l'equilibrio delle trasfusioni, perché va ricordato, forse non l'abbiamo detto, perché qualcuno che ancora non lo sa, chi ha la talassemia vive di trasfusioni, quindi del sangue, perché noi non riusciamo, il nostro midollo non riesce a produrre globuli rossi, E c'è quindi sempre, e emoglobina, c'è sempre bisogno di sangue, anche continuamente. questo è un messaggio che dobbiamo lanciare, dobbiamo ribadire. Per esempio, Talassazione si sta impegnando molto nella sensibilizzazione e alla donazione della raccolta del Poi sangue, della fate i raduni donazione. del cuore, Sì, sono appuntamenti ormai consueti, il sabato mattina, con tanti poi rappresentanti di altre associazioni. sì, Avete avuto centauri sportivi, no? sì, 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 Tanti amministrazioni comunali. Siamo arrivati in un anno a fare 20 raduni del cuore. Abbiamo raccolto circa, eh, noi abbiamo fatto un calcolo così, abbiamo fatto una media di 40 sacche a raduno, raccolte sono circa 800 sacche. Poi abbiamo fatto circa 200 sacche in altre manifestazioni in collaborazione con l'Avis comunale di Cagliari, ma anche con l'Avis di Quartu, di Teolada e così via. Quindi siamo riusciti solo con queste manifestazioni nuove che prima non c'erano a raccogliere circa 1000 sacche di sangue in più. Tra l'altro avvicinando donatori, non 1000 sacche di sangue, chiedo scusa, mi vorrei correggere, 1000 donatori in più. Persone che la maggior parte Quindi delle quali non donavano un'opera di prima. sensibilizzazione, proprio avete fatto Sì. un lavoro... Ma come dire, il successo di questi raduni del cuore, che non si è esaurito, ma anzi nel tempo è cresciuto, secondo noi è perché siamo riusciti a coniugare quello che può essere il contatto anche fisico, se vogliamo, fra donatore e ricevente. Cioè noi ci mettiamo lì, teniamo spesso la mano ai donatori mentre vengono salassati del proprio sangue, li teniamo la mano e li ringraziamo, gli raccontiamo che cosa è la talassemia e che per esempio col sangue raccolto con una donazione noi viviamo 15-20 Quindi giorni. proprio un rapporto diretto tra chi Sì. dona e chi riceve. Questa è stata una cosa bellissima che ha toccato veramente il cuore di tutti, credo soprattutto il cuore dei donatori che hanno capito realmente, venendo, come dire, a chi andava direttamente il sangue, e questi donatori oggi ci chiamano addirittura per dire
quando è che posso donare di nuovo? Quindi questa è stata veramente una... Quindi diventa una consuetudine questa, Sì, alla per esempio fine. abbiamo i rugbisti di Capoterra insieme a quelli di Cagliari che vengono insieme. Loro sono già venuti, se non sbaglio, 5 volte, quindi dovranno tornare la sesta volta. Quindi e loro tornano, loro ogni 3 mesi tornano. E questa è una forma poi di proiettarsi, di una proiezione all'esterno dell'associazione, Sì. lanciare questi messaggi poi fuori dalle mura dell'ospedale. È quello che ti dicevo Eh, prima, non ci si deve vergognare di uscire, di raccontare la propria condizione alle persone, ma non è che noi lo facciamo perché sentiamo, come dire, l'esigenza di raccontare per forza i nostri fatti personali. Abbiamo capito, insieme agli altri ragazzi dell'associazione, che da un certo punto di vista era questo sdoganarci e parlare della nostra condizione. Intanto ci avrebbe, come dire, sarebbe stato utile almeno per 2 aspetti molto importanti. Uno, il primo aspetto è quello culturale, cioè se io parlo di talassemia e se le persone sanno cos'è la talassemia, in teoria dovrei essere, e anche in pratica perché è stato dimostrato, accettato di più, perché quello che più spaventa nelle persone è l'ignoranza, cioè non sapere che cos'ha quella persona, che tipo di problemi può avere, quindi l'ignoranza solitamente come dire, allontana un po'. L'altro aspetto era quello ovviamente di reperire il sangue. Se io certo, racconto certo. che Ivano Argiolas ha bisogno delle trasfusioni e lo dico chiaramente e serenamente, probabilmente domani Massimiliano Reis andrà a donare il sangue perché ha capito che Ivano ha bisogno di questo. Sì, molto, molto chiaro anche questo messaggio. Eh, la talassemia, dobbiamo ricordarle, è anche un problema piuttosto ancora grave in Sardegna. Quanti sono i pazienti talassemici Siamo circa 1000. A questi 1000 con beta talassemia major dobbiamo aggiungere circa un centinaio di intermedi, cioè persone che sono anche loro caratterizzate da questa forte anemia, ma non sempre possono fare le trasfusioni. Eh, oserei dire che chi è intermedio qualche volta soffre anche più di un beta major. Quindi sì, come dici tu, è una realtà molto importante. Certamente è una cosa su cui, un problema sociale se vogliamo anche, Non va non va trascurato. trascurato, anche proprio dal punto di vista legislativo, dal punto di vista dell'aspetto sociale, dell'aspetto medico, Però dell'assistenza. la ricerca offre nuove speranze, ne parleremo tra pochissimo. Adesso facciamo una breve pausa, tra pochissimo riprenderemo la nostra chiacchierata. A dopo. Riprendiamo la chiacchierata con Ivano Argiolas, presidente dell'Associazione Talassazione. Dicevamo della ricerca che ha aperto nuove strade. Sicuramente la Sardegna deve ringraziare il professor Antonio Cao per quello che ha fatto per la talassemia. Direi la Sardegna e il mondo intero. Soprattutto le persone che... Quello che ha fatto nel campo della talassemia per contrastare chiaramente Sì. la talassemia. Noi dobbiamo al professor Antonio Cao la vita e non è un luogo comune. Il professor Cao ha voluto fortemente l'ospedale microcidemico di Cagliari, credo che presto verrà intitolato anche come dire, in suo onore alla sua memoria. È quello che ha fatto, che ha concorso, diciamo, insieme a lui anche altri genetisti, ma diciamo lui è stato anche dal punto di vista proprio regionale il punto di riferimento, io direi anche nazionale. Colui che ha prima di tutti sdoganato la talassemia, cercando di conoscerla, di capirla e di curarla. Prima la talassemia era solo una malattia pediatrica perché chi l'aveva non raggiungeva l'età adulta. E invece oggi i talassemici sono persone adulte che fanno figli, qualcuno anche dei nipoti, e questo lo dobbiamo soprattutto al professor Cao e chi dopo di lui, perché poi il professor Cao ha fatto scuola, È chi stata dopo di lui, una grande scuola. professor Renzo Galanello, professor Palomoi,
e tanti altri. Ecco, l'ospedale microcitemico poi rappresenta un presidio di livello mondiale Sì. proprio nelle terapie che riguardano la talassemia, nel campo della ricerca per contrastare la talassemia, è un presidio di livello È assoluto, è un'eccellenza, è un'eccellenza, un'eccellenza, sì, sì. certamente, perché per esempio su 1000 persone talassemiche presenti in Sardegna, più di 500 afferiscono all'ospedale microcitemico, le altre sono sparse nel territorio. Ci sono persone che vengono a curarsi al microcitemico che magari abitano a Olbia, a Sassari, soprattutto i bambini, e quindi i genitori portano i loro figli all'ospedale microcitemico per avere così, perché anche, come dire, dal punto di vista proprio dell'immagine, l'ospedale microcitemico anche con questi colori, no? Con i reparti colorati, ma soprattutto evidentemente per il tipo di cure che vengono offerte, è un polo veramente di massima eccellenza, tant'è che addirittura vengono bambini dal Pakistan, dal Kurdistan, dall'Iran, vengono anche a fare il trapianto. Ovviamente con questo non voglio sminuire gli altri centri, che pure sono importanti, Che operano come, insomma, nei diversi certo, territori. come quello di Sassari, di Olbia, di Iglesias, di Carbonia, di Oristano, di San Gavino. Abbiamo Muravera, Isili, dei centri trasfusionali che lavorano con il servizio di microcitemia, insomma, da questo punto di vista in Sardegna siamo davvero All'avanguardia, così. all'avanguardia, sì. È stato commovente anche l'omaggio che avete tributato al professor Cao dopo la morte. Tutti tanti pazienti talassemici hanno voluto tributare un caloroso omaggio, insomma, al professor Cao. Io ricordo la Camera Ardente, l'ospedale microcitemico, ricordo il professor Galanello emozionatissimo. Il professor Galanello è una persona molto sicura, molto preparata, e così non l'ho mai visto leggere, no? Lui parla a braccio, il professor Galanello parla a braccio. In quell'occasione il professor Galanello ha dovuto leggere, tant'era l'emozione. E quindi insieme a tutti gli operatori, ai colleghi, agli allievi, agli alunni di professor Cao c'eravamo noi, i suoi bambini. Ecco, è stato un medico, ma anche un padre per voi. Sì. Per noi è stato un padre, nel vero senso della parola. Senza di lui noi oggi non ci saremmo, o quantomeno non saremmo così. Lui, mi ricordo, Ecco, ti raccomando le raccomandazioni, sì, curati sì, bene, paterne, vero, curati, no, sai, segui le terapie, fai tutto con... sì, sì, sì. Cioè lui aveva anche questa semplicità, no? Lui anche nel parlava... rapporto. Sì, sì, sì. Beh, per esempio lui parlava perfettamente l'inglese, forse parlava più l'inglese che il sardo, ecco, tanto per dire, perché lui si confrontava sempre con grandi scienziati del suo Col mondo livello, scientifico ai massimi livelli. in tutti i paesi del mondo, ma sapeva trovare anche le parole giuste per una famiglia magari che non aveva così, che non aveva una grande cultura, e quindi lui arrivava a tutti. Quindi grandi qualità umane anche di comunicazione, proprio di mettersi in comunicazione, questa capacità di mettersi in comunicazione con tutti. È proprio così. Lui arrivava veramente laddove, per esempio, altri non riuscivano caratterialmente ad arrivare. Adesso si aprono nuove strade, ci sono concrete speranze di guarigione. Tu stai affrontando adesso un protocollo sperimentale negli Stati Uniti, sei già stato negli Stati Uniti, a New York, in un centro d'eccellenza. Ecco, ci puoi spiegare, raccontare questa nuova fase? Vorrei partire da un discorso che feci proprio con il professor Cao 20 anni fa. Io ho sempre vissuto bene con questa malattia, l'ho vissuta sempre molto serenamente, però certo l'idea di Quindi guarire... con normalità. Sì, con normalità. L'idea di guarire ovviamente non mi lasciava indifferente, tant'è che quando avevo 18 anni, quindi 20 anni fa, io chiesi al professor Cao di fare il trapianto di midollo osseo, che voglio ricordarlo ancora adesso è l'unica terapia è l'unico metodo per guarire dalla talassemia. Ma i miei familiari non erano compatibili e quindi il professor Cao mi disse in quell'occasione ti sconsiglio di fare un trapianto da banca perché
probabilità, poi avendo anche 18-20 anni, insomma ero già grande. Troppo rischioso. Era molto rischioso, quindi lui in quell'occasione disse curati, no? Come faceva lui, ma curati, oggi abbiamo gli strumenti per curarti, fai le trasfusioni, fai il Desferal è quella medicina che permette di eliminare il ferro e vedrai che poi un po' più avanti arriveranno le pastiglie, non dovrai più pungerti, stiamo scoprendo un sacco di cose interessanti. E poi nel futuro, lui mi disse questo, io lo ricordo perfettamente, ci sarà il trapianto genico e si potrà guarire, tutti quanti potranno avere accesso al trapianto genico. Il grande obiettivo era quello, che però adesso diventa concreto. Concreto, perché dopo 20 anni io non pensavo neppure, non ci pensavo più. Dopo 20 anni mi chiama il professor Renzo Galanello, a 2 mesi dalla morte del professor Cao, e mi dice Ivano, finalmente ce l'abbiamo fatta in America. L'FDA, che è questa organizzazione americana che come dire, vigila, no, in materia scientifica, materia alimentare, ha finalmente dato il via libera per la sperimentazione sull'uomo della terapia genica. Puoi immaginare, insomma, io lì ho realizzato immediatamente i grandi scenari a cui potevamo veramente affacciarci, cioè veramente guarire e la guarigione per tutti, perché voglio spiegarti brevemente cos'è questo trapianto genico, ma tengo a precisare che la mia è davvero come dire, una testimonianza da profano, non sono un medico, ma da quello che ho colto e che mi è stato spiegato la terapia genica. Stai sottoponendo comunque a Sì, questa... sì, e sono l'unico sardo, uno dei 3 al mondo che sta facendo questa fase 1 di questo protocollo sperimentale che serve per capirne la sicurezza sull'uomo. In effetti, a differenza della vera novità tra diciamo, il trapianto di questo trapianto genico rispetto al trapianto di midollo è che... quello che poi insomma avveniva fino Sì, a oggi, insomma. praticamente è tuttora e penso che il trapianto di midollo osseo andrà ancora avanti fin tanto che questa non sarà una pratica normale. Succede che praticamente per fare accedere al trapianto di midollo osseo devi avere un donatore compatibile. Se questo non c'è, come nel mio caso, allora ti devi rivolgere alla banca, quindi, però aumentano i fattori di rischio. Sì, Mentre qui è la vera novità, per fare il trapianto genico, l'autotrapianto genico, si sostituisce un gene, quello difettoso, responsabile della talassemia, e poi dopo viene rinfuso attraverso un vettore e quindi praticamente il materiale organico è sempre il nostro, cioè noi siamo donatori di noi stessi. Tu hai superato già la fase 1, sì. Sei stato a New York, adesso tornerai a New York per affrontare poi il momento decisivo. Io sono stato a New York per 2 settimane, questa prima fase serviva per raccogliere per l'appunto le cellule staminali, avremmo dovuto raccogliere almeno 8 milioni di cellule staminali per chilo. Siamo stati fortunati e ne abbiamo raccolto 13 milioni per chilo. Questo vuol dire che abbiamo un sacco di cellule staminali sulle quali lavorare. Proprio in questo momento i laboratori di New York stanno modificando queste cellule staminali, modificandone il gene e quindi sono in attesa a questo punto della chiamata, di nuovo. E prenderò di nuovo un aereo, andrò di nuovo a New York, verrò in questo caso ricoverato per 6 settimane in isolamento, farò una chemioterapia e quindi poi mi sottoporrò a questa trasfusione di cellule modificate e lì aspettiamo che dovremmo aspettare circa 6 mesi, un anno per capire se questa tecnica ha funzionato, se le cellule staminali si stanno replicando in maniera ottimale. E così l'obiettivo è quello della guarigione, assolutamente. Quindi dovrei fare sempre meno trasfusioni. Questo è l'obiettivo, fino ad arrivare a non farne più. Ecco, c'è anche tanta emozione di fronte a questa fase nuova che si apre anche nella cura della talassemia, che speriamo venga sconfitta presto, grazie anche a questo nuovo sistema. L'emozione che ho io nel raccontarla deriva dal fatto anche, intanto ovviamente,
perché si prospetta per me la guarigione, ma sento il peso proprio sulle spalle della responsabilità di quello che sto facendo, perché ogni giorno mi fermano in corsia, al microcitemico, oppure negli ospedali, oppure mi scrivono mamme che finalmente sono, come dire, fiduciose, speranzose, che i loro figli possano un giorno guarire, oppure anche persone anche di una certa età che non vedono l'ora che questa tecnica sia, come dire, efficace e libera per tutti, perché e quindi ogni volta che parlo con le persone sento veramente le speranze, no? Le responsabilità delle speranze che sono riposte in me e naturalmente nei medici che mi cureranno. Però sapere che siamo così pochi al mondo che stiamo facendo questa cosa davvero non mi lascia indifferente, è una cosa che da una parte mi emoziona, dall'altra insomma mi preoccupa anche un po', perché vorrei che questa cosa funzionasse non solo per me a questo punto, ma Per per tutti gli tutti. altri, certo, certo, certo. Purtroppo è giunta al termine la trasmissione, quindi ti ringraziamo Ivano anche per questa testimonianza, anche per i messaggi che hai lanciato, naturalmente, come si dice, in bocca al lupo. Il lupo è già morto. È già... Ci credo Benissimo, tanto. benissimo. Allora, sicuramente ci rivedremo, ci risentiremo appena insomma, avrai superato questa nuova fase a New York e ci racconterai insomma come è andata. Salutiamo chi ci ha seguito, l'appuntamento è la prossima puntata. Grazie. Grazie a te, buonasera a tutti.